Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la Eccoci linea. qui, eccoci qui. Spero che l'audizione sia valida. Cultura e Arte, cultura popolare italiana, il contenitore del lunedì che parla di questa vasta, complessa congerie di cose che possono essere all'alba del terzo millennio catalogate come cultura popolare italiana. Qualcosa che evidentemente attraversa la penisola in mille maniere, a partire dalle lingue, dai dialetti, dai costumi, dalle tradizioni, dai modi di fare e di panificare. Si parla ultimamente di una cultura popolare che è collegata strettamente anche al mondo della medicina, chiamata medicina alternativa, dell'alimentazione, del vivere giorno dopo giorno sulla base di antiche regole, diciamo, che non vogliono contrapporsi alla modernità o alla surmodernità, come diceva qualcuno, ma che in realtà ci raccontano dei valori non in senso morale assoluto, si badi bene, e neppure dal punto di vista strettamente religioso. Non è questione di credere in qualcosa, ma di praticare un modo di vivere, di essere, di porsi con gli altri che continua, sfidando l'usura del tempo, continua appunto una tradizione per il bene di tutti e di tutto. Naturalmente la cultura popolare è di per sé, non è individualista, non è, diremo così, egoista, anche se ovviamente l'ego spunta sempre fuori da tutte le parti. Oggi abbiamo un ospite davvero di riguardo nella seconda parte, Brian Sciretti, protagonista assoluto del mondo Wikimedia, ma anche Wikipedia, ma soprattutto Wikimedia, con una esperienza oramai direi bilustrale, cioè doppio lustrale, 2 lustri, riguardante proprio il mondo dialettale. Insomma, certamente la linguistica in senso lato, la linguistica o la glottologia sono delle discipline che hanno a che fare con il modo di parlare da parte del pueblo, e certamente in Italia la dialettologia è importante proprio perché abbiamo di fronte a noi, dalle Alpi alla Sicilia, una miriade di dialetti che sono tutti interessanti, ma lui ci porta la sua visione, la sua esperienza. Sentirete quanto Brian è proprio, come dire, addentro le questioni che oggi agitano questo mondo, questa realtà, che sicuramente continua a suscitare passione nella misura in cui i cosiddetti dialetti sopravvivono, talvolta a fatica sopravvivono, ma riescono appunto a sopravvivere sfidando il globalismo e un centralismo, ma non prendetela solamente dal punto di vista politico la battuta, un centralismo che si accanisce forse nei loro confronti sempre con protervia e diffidenza. Quindi questo nella seconda parte sentiremo Brian, ma anche subito qualcosa che riguarda le due rubriche che assieme ad altre rubriche animano questa trasmissione. La prima è quella che riguarda il calendario. Nel calendario di ottobre forse il meglio è passato, ma dal punto di vista per esempio dei santi, sempre considerando il fatto che i santi sono delle icone popolari che trascinano dietro preghiera e passione, magari al di là del loro aspetto strettamente liturgico che ci interessa meno. La cultura popolare tende non a sottovalutare la religione, ma a vederla in funzione della gioia collettiva. Se la religione è una forma di frustrazione e di annichilimento non va bene, ma se la religione è una forma di rafforzamento delle varie comunità, di tutte le comunità appunto
del mondo, ma ovviamente stiamo parlando delle comunità che abitano il mondo italofono, allora tanto meglio. Dicevo, io per la seconda parte di ottobre ho scelto di parlare di domani, il 22 ottobre, che è San Giovanni Paolo II. I Giovanni Paolo sono stati molto importanti come papi. Non mi interessa qui la stretta storia della Chiesa, che non valuto come entità destinata a guidare spiritualmente il mondo. Può darsi che lo sia, però queste figure vanno valutate come dei centri di energia spirituale. Per esempio Giovanni Paolo I, che era stato il famoso Papa bergamasco, appunto, tanto amato naturalmente, specialmente in Lombardia, ma non solo, naturalmente, aveva caratterizzato un'epopea certamente discussa e discutibile, il Concilio Vaticano Ecumenico I, ma comunque forgiata alla luce anche di certe tradizioni popolari. Fu sua la battuta, Giovanni Paolo I, alias Papa Roncalli, fu sua la battuta, appunto, la tradizione è da vecchia innovazione, cioè quella che fu un'innovazione che adesso è diventata passato acclarato, e naturalmente prova brividi rispetto alla nuova innovazione che a sua volta fra qualche tempo diventerà tradizione. Non era andato lontano dalla verità Giovanni Paolo I, anche se naturalmente la sua icona popolare, quindi la sua diciamo progressiva santificazione, passa attraverso moduli, comportamenti e realtà che sono vicini più alla passione che al regolamento diciamo così razionale. In realtà il 22 ottobre si celebra anche e soprattutto Giovanni Paolo II. Questo Papa, per il mondo popolare, che lo ha voluto praticamente quasi subito santo, dopo la morte avvenuta nel 2005, questo Papa, pur non essendo italiano, dopo moltissimi papi che erano stati italiani, è stato promosso tale il 16 di ottobre del 1978, rappresenta comunque, che anche qui non facciamo storia o cronaca o diciamo così diatriba religiosa, però rappresenta dal punto di vista del cuore di chi in qualche modo si pone e si porrà domani in una forma di contemplazione, 22 ottobre, rappresenta comunque tutto quello che ha a che fare con la vittoria della libertà rispetto al comunismo. Lui sarà ricordato sicuramente per questo, ma anche qui non ideologizziamolo troppo, cioè la capacità della luminosità del Giampaolo II è tutta legata appunto alla forza, anche se vogliamo fisica, no? Ricordate tutti le famose sciate con Pertini sull'Adamello, che è una forza quindi che viene da un mondo slavo, portatore di una dignità e di una forma così di comunitarismo, ecco, non comunismo, una forma di comunitarismo che comunque fonda le sue radici ancora una volta nelle tradizioni popolari, che lui ebbe forma e forza di trasmettere e di consacrare in mille e mille maniere. Ecco, famosissimi per esempio i suoi viaggi a Lourdes, altro topos della tradizione popolare cristiana. Ecco, però la seconda proposta dal punto di vista del ricordo e della celebrazione non è cristiana, non è tradizione cristiana, è tradizione pre-cristiana. E parliamo di Samonios. Oramai ci si avvicina a larghi passi, il Samonios o Samain 2024 sta per essere celebrato. Di che si tratta? È un'antica festa celtica, e quindi praticata dal punto di vista proprio popolare
dagli abitanti dell'Italia settentrionale e ovviamente delle parti d'Europa dove c'erano i Celti, e conclamata assieme a altre tre realtà, appunto, che sono altri passaggi epocali e calendariali. Sempre nelle tradizioni popolari c'è questo connubio con la vita dei campi, i passaggi stagionali, il calendario, il mondo dell'allevamento, della pastorizia, la realtà che riguarda ovviamente un mondo che apparentemente è superato, ma invece continuerà a resistere. Voi sapete che le statistiche ci dicono che forse per imitare un modello incredibile che fu il primo Vasco Rossi, pastore nell'Appennino modenese, moltissimi ragazzi hanno deciso negli ultimi tempi di darsi all'allevamento e all'agricoltura di quota, e a dimostrazione evidentemente che certi modi di ragionare e di amare ritornano dopo tanto tempo inesorabilmente. Ma vi stavo dicendo, Samai Samonios, assieme a tutte le altre tre feste almeno dell'anno, rappresentano quello che è proprio il rosario celtico. Samonios è un'antica festa popolare comunque europea, perché il mondo europeo, specialmente del nord Europa, ma non solo, da sempre ha celebrato in moltissimi popoli questa ricorrenza, appunto, che era già legata allora al mondo dei morti. Perché questo? Perché si considerava che la bella stagione finisse proprio alla fine di ottobre, e noi stiamo vedendo forse in questi giorni gli ultimi bagliori, gli ultimi lampi, gli ultimi lembi di sole e di caldo che raggiungono il mondo italiano e padano, e naturalmente lì alla soglia di quelli che sono considerati i 6 mesi del brutto tempo, del freddo, c'è il rapporto inesorabile con la morte. Ci è stato raccontato da tantissimi antropologi, adesso è uscito un libro sul quale torneremo presto, di questo scrittore Baldini Romagnolo, che ci racconta proprio quanto in fondo, per andare a trovare le vere radici di Halloween, noi dovremo riscoprire i comportamenti di alcune zone nostre, che evidentemente attraverso appunto questa festa della zucca, frutto privilegiato di stagione, si mettono in rapporto con il mondo dell'aldilà. È molto importante all'interno della tradizione popolare il colloquio coi morti. E se è vero come è vero, dice un'antica battuta, la morte è sempre presente perché sono presenti nella nostra mente i nostri cari e non andranno mai via, e beh, è inevitabile che appunto questa festa si allarghi a una specie di domanda sul senso ultimo dell'esistenza, che non ha bisogno di filosofemi, non ha bisogno di proposte assiomatiche e logico-deduttive da parte della filosofia e della teologia non popolari. È proprio perché il mondo popolare ha un'intuizione, ha una capacità di percezione più profonda del mondo colto per tantissimi aspetti, e si esprime attraverso linguaggi come i cosiddetti dialetti, sui quali torniamo fra poco, ma anche 10.000 altri linguaggi, li aveva studiati perfino Umberto Eco nella sua semiotica, che si mettono a vaticinare in qualche modo, ecco, un'altra chiave d'accesso al mondo popolare, no? L'aldilà è il futuro, capacità di rispondere alle domande ultime della vita attraverso anche la celebrazione di feste come Samonius. Samonius, l'antica festa celtica che è stata un po' rilanciata, come quando? Beh, a partire dagli anni 70-80 per il famoso revival celtico, che ha interessato tutto il mondo, e poi ovviamente ha toccato anche
l'Italia, in particolare del nord, per una rielaborazione che era anche una rielaborazione ideologica, va bene tutto, ma al di là degli estremismi, degli isterismi, che non è il caso di andare a valutare come valori in sé, certo la celebrazione di Samonios è la celebrazione comunque di una ritualità che è comunque pre-cristiana, e poi è sfociata nel mondo anglosassone americano, è sfociata in Halloween, no? Di cui torniamo ogni volta a parlare di questi tempi, magari anche in una chiave che è critica, però io non voglio difendere Halloween, si badi bene, questo è chiaro, non mi interessa, non scendo a questo livello. Sono uno studioso, un divulgatore, uno a cui piace parlare di queste cose, ma in una chiave comunque amena, ecco, non moralistica. Per cui Halloween è stata la soluzione che è stata data oltreoceano diciamo, a questo tipo di celebrazione un po' mortuaria e macabra, che richiama in vita i morti, però tutti quanti, compreso il mondo per esempio del nord Italia, aveva una accentuata predilezione per queste argomentazioni, però non condotte sul filo appunto di aspetti molto moderni, che sono stati poi dilatati o portati alle estreme conseguenze formali, appunto, in un mondo più consumistico e più individualistico di quello che era, l'ho detto prima, di quello che era appunto l'afflato comunitario della realtà di tanti secoli fa, che riusciva a superare le crisi assieme, tutti assieme in qualche modo, no? Quindi il rito il rapporto coi morti era una festa, ma era una festa sempre collettiva. E adesso, per esempio, con quello che da molto tempo in Occidente ce l'ha raccontato anche la Perrin in un suo famoso romanzo, è il viaggio al cimitero che viene svolto in questi tempi, no? Per andare a trovare i parenti, si risolve in una sorta di lamentazione e afflizione di tipo comunque individuale, perché ci sono folle che vanno ai cimiteri, ma in realtà sono sempre folle di tante persone sole, ognuna dei quali colloquia, dialoga appunto sacrosantemente, si badi bene, con i propri morti. Però non c'è più la sensazione di partecipare appunto a un rito collettivo, come era tipico appunto di quel Samonius, o paradossalmente in forma certamente un po' pecoresca, non è un giudizio morale stretto, no? Ma è soltanto estetico, la stessa Halloween. Ecco perché comunque tutto questo periodo va raccomandato come diciamo stimolo di riflessione, di ritorno un po' nell'interiorità, che non è un'interiorità di solitari, capite, che si masturbano e se ne fregano degli altri, è un'interiorità che è fremente di interesse e di amore verso, amore ovviamente in senso molto lato. Certo, voi direte, ma è difficile amare, è molto difficile, è diventato oggi come oggi nel 2024, è diventato molto difficile amare un gruppo di cui ci si sente parte. Spesso e volentieri la stessa Facebook è una bel carosello di vanità, la fiera delle vanità. Ecco, la fiera delle vanità a livello collettivo, dove ognuno mostra il meglio della propria personalità per riuscire ad acquisire potere. Nietzsche, sempre grande filosofo, che in fondo con la sua volontà di potenza affondava anche i suoi interessi relazionali nella vita più profonda di ciascuno di noi. Ma questa benedetta o maledetta volontà di potenza deve trovare un limite, perché sennò il mondo finisce. Vi voglio citare, a proposito di quello che ho appena detto e più in generale
sull'Italia concreta dei santi, dei misteri e dei morti, un libro appena uscito di Marino Niola, che vi raccomando, della Raffaello Cortina Edizione, L'Italia dei miracoli, storia di santi, magie e mistero. Qui trovate il meglio della cultura popolare, soprattutto partendo, e qui passiamo alla seconda rubrica, Genius Loci, quindi Raffaello Cortina Edizione, partendo dei luoghi che hanno caratterizzato l'Italia dalle Alpi alla Sicilia nella sua bellezza anche e nel suo mistero, perché non c'è bellezza senza mistero, non c'è mistero senza bellezza. Il Signore dei Serpenti, parliamo del Lago d'Orta, il Ramo d'Oro, parliamo del Lago di Nemi, ricordate Fresa, il grande antropologo che ci aveva raccontato cosa succedeva nell'antichità nei riti sul Lago di Nemi. La Stonehenge italiana, indovini indovinella dove può trovarsi, la Porta dell'Averno, ovviamente i Campi Flegrei, sono tutti luoghi, ecco, Genius Loci, che hanno una spiritualità profonda che è collegata direttamente col mondo popolare. Pensate anche allo stesso Gargano di Padre Pio, ma in particolare come Genius Loci vi vorrei citare l'abbazia dell'imperatore. Io fin da piccolo ho avuto l'onore di frequentare, attraverso delle gite che partivano da Milano e da Novara, questo complesso monumentale dell'Astigiano, appunto, che è l'abbazia di Vezzolano. Guardate, è un'abbazia unica nel suo genere, non è paragonabile alle altre abbazie che sono più sontuose, più ricche magari di un'arte sfacciata e conclamata. Questa è un'arte, diciamo, proto-romanica che raccoglie ancora in sé la semplicità. Ma certamente è una abbazia che parla di impero, perché fu voluta dall'imperatore Carlo Magno. Quindi andare lì all'abbazia di Vezzolano, provincia di Asti, non lontano tra l'altro dove era nato Don Bosco, altra figura comunque interessante nel bene e nel male, poi ci ritorneremo. Beh, sicuramente può essere una gita che vale la pena di fare, partendo da Genova, da Milano, ovviamente dalla vicina Torino. Intanto si è collegato con noi Brian Sciretti e vorremmo, vediamo se... Pronto, mi sentite? Sì, ti senti. Sì. Allora, è presente già Brian? È presente Brian Sciretti? Ecco, vediamo di metterci in contatto, stiamo mettendoci in contatto con Brian Sciretti, abbiamo chiuso la prima parte che era dedicata appunto al calendario, al Genius Loci, e cerchiamo di capire se è possibile appunto comunicare con Brian Sciretti. Vediamo un po'. Pronto Brian? Pronto? Mi sentite? Ecco, sì, ti sentiamo ma non ti vediamo. Tu mi senti, Brian? Sì, vediamo se riesco a attivare la webcam, ma non sono sicuro perché mi fa un po' penare Skype. Ho capito. Andiamo in pausa. Ecco, Bene, intanto, poi... non so se riesci a fare le due cose contemporaneamente, però appunto volevo presentarti. Brian Sciretti sicuramente è un personaggio molto interessante, ancora giovane e preparatissimo in diversi campi, a partire ovviamente da una frequentazione privilegiata col mondo
dei new media, dei social media, Wikimedia, Wikipedia, eccetera. Poi questo ce lo dirà lui più nel preciso. Ma poi anche noi l'abbiamo interpellato oggi per parlare del mondo, di questo mondo, io oserei dire fatato, perché cioè, qualcuno lo vuole in crisi, ma poi sempre riesce a sopravvivere, dell'universo dialettale, e in relazione ovviamente alla lingua italiana, in relazione a tutte le lingue possibili, ai modi di espressioni che io considero popolari, non vorrei essere chiaro su questo punto, non perché siano di serie B, ma proprio perché partono direttamente dal cuore della gente. Ecco, adesso però siamo anche arrivati al break, se ci sente il regista vorrei che appunto si celebrasse, a proposito di Samonius, si celebrasse il break e ci sentiamo dopo, va bene? Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. A voi la linea. Streaming che il podcast ci si veda bene. In ogni caso io sono sempre Andrea Rognoni ed è qui l'ospite davvero molto gradito, Brian Sciretti. Che cosa dire di te? Se vuoi presentarti fallo tu, no? Nel senso che faccio fatica a trovare le parole, vista anche la profondità, l'eclettismo e la genialità del personaggio, che ho trovato subito molto particolare nell'imbattersi in esso e nel mondo complesso della rete e dei social media. Allora, Brian, come vogliamo presentarti? Perché ci sono diversi fronti dove tu sei. A quello che mi interessa di più riguarda le lingue e i dialetti oggi, però tu sei sicuramente un mago, parola che non va come dire travisata, del mondo informatico, o sbaglio? Brian, sì, la tua parola. Io di base studio nel campo dell'informatica, quindi è un qualcosa che devo dire sicuramente mi ha anche un po' indirizzato poi verso il mondo wiki, perché ovviamente è aperto a tutti, ma poi chi ha una minima idea di come usare il computer tende a essere un po' più sgamato, potremmo dire, usando un termine che non è più così giovanile come mi sembrava fosse quando l'ho detto. Certo. Sono dentro il mondo, diciamo, delle lingue locali, dei dialetti, della linguistica, ormai da praticamente credo più di 10 anni, perché mi ero interessato, sì, nel 2014, quando avevo 14-13 anni. Ho iniziato poi a scrivere su Wikipedia in lombardo nel 2015, progetto, devo dire, anche molto interessante, che ha visto una rinascita nell'ultimo tempo, e poi mi è capitato comunque di gestire varie iniziative social, su vari social, soprattutto dando una mano tendenzialmente
anche a persone che poi magari erano interessate ad aprire le loro iniziative social. Al momento collaboro sia diciamo dal punto di vista informatico che da quello tecnico con la Accademia Bunvesin della Riva, che è un'istituzione informale al momento in piedi dal 2020 che studia la grafia e la storia della letteratura. Abbiamo pubblicato ad esempio vari articoli anche interessanti su determinati personaggi dialettali un po' dimenticati e anche su determinate caratteristiche della grammatica, ad esempio alla Wikiconferenza del 21, magari adesso accendiamo un attimo, anche perché noi ci siamo conosciuti di persona, abbiamo fatto una breve presentazione sul passato remoto in lombardo, un qualcosa che oggi ovviamente non esiste, ma che è esistito molti anni fa. Assolutamente. Quindi enfant prodige si potrebbe dire, ecco, nonostante la tua barba ci racconti un uomo vissuto, però sicuramente giovanissimo, che si è accostato a questo complesso mondo, che ha suscitato negli ultimi 30-40 anni un vespaio così di prese di posizioni complesse, contraddittorie. Ecco, proprio io ti ho chiamato oggi per sentire un po' la tua idea, poi ritorniamo sul versante più wiki, un po' su questa pletora di faccende che riguarda le lingue e i dialetti, soprattutto in Italia. Naturalmente ci sono dialetti fra virgolette, anche qui qualcuno la considera una bestemmia già di per sé la parola, ecco, comunque ce ne sono in Spagna, in Francia, in tutta Europa, è ovvio, no? Perché evidentemente ogni comunità nel giro, difficile perché uno nasce cactus e l'altro nasce baobab, però ogni 200, almeno 200 chilometri il dialetto cambia in tutto il mondo, in tutto l'universo, probabilmente sarà così anche in qualche altro pianeta abitato del cosmo. Allora, perché noi viviamo quest'epoca notoriamente chiamata della globalizzazione, in cui sostanzialmente l'opinione pubblica ha mostrato sempre più diffidenza nei confronti dei linguaggi locali. Ecco, a te la parola, dai, dacci una prima... Secondo me è un fenomeno, devo dire, su questo molto italiano, che purtroppo è una cosa che si nota in tanti casi. Il pensiero italiano inizia al Brennero, finisce a Lampedusa, quello che c'è oltre quasi non esiste. Nel caso delle lingue c'è da dire che in molti paesi esiste quello che viene chiamato il fenomeno glocalo, ossia essere globali, aperti al mondo, ma nel rispetto delle specialità locali, anzi sfruttandole al meglio per competere nel mondo internazionale. In Italia c'è tutta una questione, oltre che di chiusura al mondo, nei fatti, che porta a quest'idea per cui queste cose sono vecchie, obsolete, non rendendosi conto di come vanno le cose in Spagna, ad esempio, che non è il terzo mondo, o ormai anche in Francia, perché la Francia ha sicuramente avuto una storia più complessa con queste lingue, ma col tempo ha iniziato a rispettarle, magari non come dovrebbe, ma qualcosina fa. È solo in Italia che al momento si va avanti un po' con questo mito, perlomeno parlo dei paesi maggiori, perché poi ci sono paesi dove dicono queste cose, ma non vogliamo confrontarci a quei paesi per ovvie ragioni, diciamo. Comunque c'è quest'idea che è proprio molto tipica italiana, c'è tanto spazio ovviamente di discussione. La tutela dell'occitano non è quella del catalano, ogni comunità ha le sue necessità, lo faceva notare anche Fiorenzo Toso, un apprezzatissimo fautore della tutela delle lingue regionali. Ogni comunità ha le sue necessità. Anche in Italia la comunità di lingua tedesca, bavarese, dell'Alto Adige, del Sud di Tirol, non ha le stesse necessità di quella che è la comunità lombardofona di Brescia, per ovvie ragioni storiche. Però, secondo me, questa idea di globalizzazione contro fenomeni locali anche abbastanza recente, forse anche di idea antipolitica, potremmo dire, dato che in Italia il fenomeno è stato, e su questo comunque si pensi sul partito, si può dire che quello che hanno proposto all'inizio era anche giusto, poi si può contestare il come. Era una proposta che proveniva da ambienti della Lega, anche se c'erano proposte in precedenza, ricordiamo ad esempio i vari movimenti federalisti oppure il movimento autonomista bergamasco, e nell'ottica di dare contro a un qualcosa che comunque non è universalmente sostenuto, si andava a dar contro a questa proposta. Che quello che succede, in generale le proposte, che quello che succede poi ogni santa volta che viene proposta una legge a favore del dialetto, chiamiamolo dialetto, per me non è una parolaccia, è una parola che va chiarita ma non è una parolaccia, e si scatena il ginepraio in cui si scatena tutta l'opposizione, quando poi magari ci sono anche regioni di altre formazioni politiche dove invece il tema è preso sul serio. In Emilia Romagna ad esempio c'è un'ottima legge di tutela,
In Piemonte ce n'è stata un'ottima fatta durante il governo di centrosinistra, che ironicamente è stata cassata perché andava oltre gli scopi di una legge regionale sul ricorso del governo Berlusconi III. Quindi è, secondo me, più che c'è un po' di mentalità, perché in Italia c'è sempre stata questa mentalità, almeno a livello, diciamo, della cultura dominante, di dire queste sono le lingue la lingua più importante è una e tutte sono varietà di relativo conto. Ma l'opposizione più, diciamo, ideologica, più proprio quasi sentimentale, secondo me, è di origine politica. Ma per fortuna devo dire che nel mio campo vedo tanti giovani che queste idee le stanno un po' lasciando via, sia quella che possiamo dire la tutela un po' più naif, che era quella magari dei nostri genitori, dei nostri nonni, che volevano tutelare il dialetto, ma non sapevano come fare, magari lo usavano un po' come uno strumento da bar o di semplice separazione tra il noi e il loro, che è una cosa che io non apprezzo particolarmente, ma anche verso l'estremismo del siccome lo dicono loro che sono i cattivi, allora dobbiamo dare contro, dobbiamo fare benaltrismo e tutte queste cose poco simpatiche. Certamente. Diciamo, anche in questa radio si è parlato molto, attraverso anche altre trasmissioni, di questa questione del mondo dialettale. Ci sono posizioni sfumate ma anche contrapposte. C'è una posizione che è un po' quella vicino, parliamo di cultura, non di politica, alla cultura, alla filosofia leghista della prima ora, che ritiene che insomma i parlanti di una determinata regione, anche qui opinabile, so che tu hai dedicato moltissime puntate, ecco, della tua rubrica anche su questa questione, diciamo devono essere decisi a parlare o a riparlare in maniera primaria la propria lingua regionale, locale, dialettale, no? Poi dopo le sfumature le vediamo dopo, che ormai ci risentiamo in un'altra puntata. Però ecco, questa posizione è parsa una posizione così frontale, ecco, da avere il rischio di essere poi battuta da una posizione laddove che invece nel difendere la lingua italiana in senso lato che è in crisi, si dice, perché nel mondo si parla sempre meno, eccetera, eccetera, proporrebbe invece un maggior dialogo e una possibilità di chance, insomma una sorta di bilinguismo che poi diventa perché poi chi non conosce l'inglese oggi è anche un po' è considerato di serie B, battuta poco popolare, ma è la realtà, la triste realtà. Quindi ecco, queste due visioni che adesso vanno verso, perché nasconderlo, una filosofia leghista più matura, dove appunto in termini più armonici si vorrebbe in qualche modo complementare, ecco, l'italianità in tutte le sue forme, no? Di cui bene o male comunque facciamo parte, ecco, con la priorità locale, la priorità della comunità locale sembra essere più vincente ultimamente. Personalmente in questo momento la trovo più calzante, perché a volte ho l'impressione, vediamo la tua idea, che le posizioni frontali, io adesso prendo le armi e guai se qualcuno mi parla una lingua che non è la mia lingua del mio territorio, a volte sono controproducenti, sono un po' masochistiche, o sbaglio, Brian? Sì, no, assolutamente. Prima di tutto devo dire, effettivamente, io quella di le comunità devono parlare la loro lingua non la definirei quasi neanche una posizione leghista. Se uno ama l'Italia deve anche constatare, o comunque l'apprezza, la tollera, tante idee sono ammissibili in questo campo, deve constatare che per la stragrande maggioranza della sua storia non ha parlato l'italiano. Quindi sarebbe un po' come dire la logica del no, sono brutti, vanno aboliti i dialetti, un po' come dire tiriamo giù il Colosseo, tiriamo giù tutta la nostra storia perché non è stata fatta durante lo Stato unitario. Una lingua unica è certamente comoda, lo Stato è bene che funzioni con una sola lingua al suo interno, poi all'esterno si deve rapportare le lingue che le persone parlano, altrimenti ci si trova in una situazione un po' come quella dell'Unione Europea, dove hai 24 lingue, mi pare, e devi pagare tanti interpreti. È una cosa non necessaria, diciamolo. L'italiano comunque è troppo facile fare come fanno alcuni, i nazionalisti italiani che dicono si è sempre parlato italiano, zitti, oppure gli indipendentisti radicali che dicono l'italiano è stato imposto dallo Stato cattivo.
La realtà è nel mezzo. L'italiano è sempre stata una lingua importante, di cultura, il toscano, che poi si è denominato italiano. Queste lingue sono sempre comunque vissute accanto a questo toscano, sono influenzate reciprocamente, c'è stata una certa influenza. Quindi andare frontalmente, che poi quelli che vanno frontalmente sulla lingua regionale sono 3 gatti, quelli che vanno frontalmente così di solito sono quelli che poi si arrabbiano anche se gli parli il dialetto del paese accanto, perché pronunciano l'O chiusa aperta e viceversa. Comunque sì, è una cosa che noto anch'io, un interesse nei giovani, perlomeno che si interessano a questo tema, culturale tendenzialmente, non c'è un grande legame politico, anche perché politicamente si sa che i giovani sono un po' particolari, comunque culturale, e diciamo d'ambito linguistico, quindi non il mio dialetto di città, ma comunque tutta l'area linguistica, e in generale appunto più, potremmo dire, complementaristico, nel senso l'italiano deve rimanere, dobbiamo sviluppare le nostre lingue, tornare a parlarle e farlo in un'ottica per cui si rende chiaro che questa lingua comunque è lingua del territorio, quindi il lombardo è la lingua della Lombardia, ad esempio il veneto è la lingua del Veneto, ma senza che ciò determini per forza una, potremmo dire, appartenenza etnica. L'idea che vedo molto, che ad esempio in alcuni territori c'è quella un po', diciamo, di diglossia, dove che è quello che capita magari in certe zone anche della Svizzera italiana, dove l'italiano più o meno lo parlano tutti, lo sanno parlare tutti, ed è la lingua d'uso generale. Poi c'è il dialetto che è quello che ci rende noi. Tra i giovani questa tendenza l'ho vista diversa, anzi c'è l'idea che più persone possibili dovrebbero imparare la lingua. Non bisogna dire, no, tu però sei mezzo sloveno, no, non impararla perché altrimenti ci danneggi la nostra purezza. Anzi, proprio il contrario, un'ottica, diciamo, inclusiva, ma non inclusiva del genere, no, non si può essere quello che siamo, altrimenti offendiamo qualcuno. Certamente, ecco, il panorama è complicato dal fatto, per esempio in Lombardia, qui naturalmente non voglio essere scientifico, ma siccome comunichiamo con un pubblico molto vasto che magari è interessato al problema in senso profano, non strettamente tecnico, 1/3 in Lombardia è in grado di, grosso modo Brian, è in grado di parlare il proprio virgolette, dialetto, la propria lingua locale, che naturalmente, come sai, è molto diversa tra Sondrio, Mantova e Pavia, questo è ovvio, no? 1/3 parla solo la lingua italiana e 1/3 parla quello che Glauco Sanga in un famosissimo libretto aveva definito appunto un impasto dialettal nazionale, cioè laddove evidentemente il plafond rimane l'italiano, ma un italiano molto regionalizzato che usa una traslazione di alcuni termini dal dialetto all'italiano in maniera anche abbastanza ridicola. Ecco, poi c'è stata un'evoluzione che complice la TV, la tarda TV di massa, gli social eccetera, ha sempre un po' più bloccato il recupero di un dialettismo puro. Quindi ecco, questa configurazione che alla fine però continua a far, perché chi ci sente sono tanti, in questo momento da Salerno o da Reggio Calabria ha l'impressione di sentire, si capisce perfettamente e dialoga con noi, alcuni telefonano ed è un giubilio, un giubilare questo fatto, piacevole, però ha l'impressione di sentire un'impostazione morfologica, strutturale, fonetica piuttosto diversa dalla sua. Cosa dici, Brian, di questa questione? L'italiano comunque, diciamo, magari non è una cosa che si studia tipicamente a scuola, ma come non si studia la diversità linguistica, quindi non c'è nessun intento di complotto, semplicemente superficialità, ma l'italiano ha le sue differenze che si sono sviluppate comunque negli anni in cui si è parlato comunemente, alle volte per influenza della lingua locale, alle volte no. Genericamente ovviamente rimane comprensibile, ma questo si può dire anche delle lingue regionali italiane se parlate da persone che le sanno parlare effettivamente. Ma sì, cioè, la differenza di italiano non va sottovalutata e non è solamente di vocaboli, ma anche alle volte, come dicevi tu, grammaticale e morfosintattica. Per quanto riguarda le statistiche di chi parla, sul lombardo penso che c'è anche molta competenza passiva in giro, nel senso persone che capiscono, se volessero saprebbero anche parlarlo, si potrebbero attivare in poco tempo, ma manca spesso la domanda. Ovviamente conosco persone, anche loro 23, 24, 25 anni, che avevano il nonno che parlava in milanese, lo saprebbero capire, lo saprebbero potenzialmente parlare. La vera domanda è: ma con chi?
Giusto. Ecco, a questo proposito volevo sentire la tua idea, che è stato un po' un cavallo di battaglia di tutte le trasmissioni di questa radio da 30 anni, oramai questa parte c'è questa radio sulla questione dialettale. Cioè, che fare? Cioè, la scuola è decisiva da questo punto di vista o no? Perché c'è proprio una visione delle cose che riporterebbe invece alla famiglia, a un aspetto più privato. Invece la scuola, in che maniera poi? Perché è già una bella sfida anche questa. Io ho provato, come direttore del Centro Regionale di Cultura Lombardo, ho dialogato con diversi presidi, i quali mi dicono assolutamente si possono fare. Questo naturalmente va poi rivisto alla luce di una legge che è anche nazionale e regionale, ammesso che poi l'autonomia ci si arrivi veramente, però si può fare cultura locale. E allora cultura locale significa storia, geografia, toponomastica e 10 minuti di cultura dialettale. Allora è una bella impresa. Tu cosa dici, Brian? Allora, sul campo di come si rivitalizza una lingua c'è proprio un campo di studi, la pianificazione linguistica, e la scuola serve. Il come è abbastanza interessante perché sicuramente può far comodo uno studio di cultura locale, cultura dialettale, insomma non è una cosa malvagia, assolutamente, e soprattutto comunque essendo tutto più o meno collegato, tipo la toponomastica, la storia, si può fare anche una cosa organica. Quello che viene ritenuto solitamente la cosa più efficace, che in Italia viene fatta, a parte in provincia di Bolzano per ovvie ragioni, ma viene fatta ogni tanto in modo un po' lasco in Sardegna e in Friuli Venezia Giulia, è quella che viene chiamata immersione linguistica, ossia non tanto insegnare la lingua, anche perché i ragazzi, i bambini soprattutto, sono veramente veloci a imparare una lingua, e molto di quello che poi si impara comunque, soprattutto tra lingue romanze, o è simile all'italiano o è nozionismo, ma in lingua. Quindi fare ad esempio un'ora di storia o un'ora di geografia o di qualcosa nella lingua del luogo. In Catalogna si arriva praticamente all'estremo, potremmo dire, dove tutte le materie, meno il castigliano, vengono insegnate in catalano, ma ovviamente non è detto che debba essere così. Ci sono tanti altri modelli nel mondo dove non è così. In Francia, ad esempio, mi sembra che in alcune zone dell'Occitania si sta facendo effettivamente così. Si possono fare 1 o 2 ore in occitano, oppure le ore di occitano. Sulla dimensione, il fatto pubblico verso privato, c'è anche da dire che al giorno d'oggi, considerando anche comunque quanta cosa passa uno dalla comunicazione di massa e uno comunque dallo Stato, perché non possiamo più ragionare con le ottiche linguistiche di paesi dove la spesa pubblica è il 10% del PIL. Oggi è scuole, comunicazione di massa e tutto. Un'ottica pubblica serve, altrimenti proprio condanni a morte la lingua, anzi dire voi la vostra lingua ve la parlate in privato è proprio la strategia classica di regime turco, regime franchista. Bravo, non si deve arrivare all'estremo in cui secondo me, arrivi a dire facciamo l'Italia dove le lingue ufficiali, e per ufficiali con cui lavora lo Stato, sono tutte, in tal caso poi il guadagno in termini di immagine è inferiore probabilmente a quello che è il costo di tutta la macchina burocratica, ma mettere segnali bilingue, fare ore di lingua nella scuola, insegnare correttamente le tematiche linguistiche durante le ore di italiano, trattare magari anche la letteratura della zona, non facendo generica letteratura italiana, ma letteratura, secondo me, possono essere un buon inizio. Poi sta molto anche all'evoluzione dei tempi, la sensibilità delle persone. Chiaro, avremo modo di riprendere questo argomento. Adesso mancano 5 minuti, purtroppo il tempo davvero è uno schiaffo alla dignità umana. Wikimedia, raccontaci un po' la tua grande impresa che stai devolvendo come energia, come concentrazione. Ecco, spiegaci un po', Brian. Wikipedia proprio si fonda comunque sul concetto di volontariato. Gli utenti scrivono perché apprezzano quello che si fa. Ovviamente poi quando il volontariato esce da quello che è il scrivere su Wikipedia e ci sono anche altri impegni, altre idee, altri collegamenti. La cosa, secondo me, più interessante che abbiamo fatto finora è questa Wikiconferenza linguistica, a cui tra l'altro hai partecipato, dove abbiamo chiamato dei relatori interessati al tema di lingue e Wikipedia. Abbiamo quindi avuto una presentazione di Wikipedia in lombardo, degli altri progetti in lombardo. Abbiamo chiamato dei parlanti da varie aree della lombardofonia per parlare in lombardo, quindi non ci hanno parlato del loro dialetto, di queste cose qui, della grammatica, alle volte anche, insomma, variegate.
E poi abbiamo avuto appunto presentazioni un po' più scientifiche e anche più linguistiche. Ad esempio poi, nella parte non conferenziale, ha parlato di Sander Braska, che è un bravissimo linguista. Altri eventi che noi stiamo programmando di fare, che ovviamente io parlo adesso di tematica dialettale, ma Wikimedia come associazione fa cultura a tutto tondo, cultura libera, sono tantissimi eventi che vanno oltre il tema del dialetto, ad esempio una wikigita geologica. Comunque, allora, questo giovedì 24 sarò a Bergamo per presentare il libro Asgargettindulme Bergamasca, che è un bellissimo manuale etnografico della Bergamasca, veramente dizionario con una bella componente etnografica enciclopedica proprio. Vi è poi anche il 30 di novembre, stiamo organizzando una visita guidata in milanese alla Certosa di Milano, chiesa veramente molto bella. E poi il 13 novembre, sempre a Baggio questo, mi hanno confermato la sede, una presentazione su un poeta dialettale milanese, Francesco Pertusati, che era un po' l'anti-Carlo Porta. Proprio come stile di pensieri, la suo attaccamento alla Chiesa, è molto interessante come personaggio, tra l'altro preso anche in giro dal Porta stesso in una sua poesia. Ecco, senti, come mettersi in contatto? Tu hai parlato di collaborazione, che cioè hai piacere che la gente che è interessata, che abbia un minimo di requisito in questo campo, si mette in contatto con te, che puoi dare un riferimento, perché c'è anche questo tuo sito, questa tua pagina, Lingue d'Italia, no? Che riferimento preferisci dare, Brian? Io ho aperto questo piccolo canale YouTube Lingue d'Italia, se volete lì trovate la mia email e potete scrivermi. Lingue d'Italia, uno digita Lingue d'Italia, ok. Su YouTube lo trovo. Benissimo. Allora, se io mi rendo conto che tu sei impegnatissimo, certamente la tua età ti giova molto nel riuscire magari a passare poche ore di sonno e a vivere. Io non ho più queste facoltà, ecco, quindi però appunto avrei molto piacere che tu tornassi, mi rendo conto, ripeto, si tratta di rubare a te, quindi veramente mi vergogno, ma quella che è il tuo tempo, la tua energia eccetera, in questa trasmissione magari fra una ventina di giorni per riproporre altri spunti, perché il mondo dialettologico, comunque della querel, dialetto lingua, le lingue in generale, perché poi c'è un problema anche dell'estinzione nel mondo delle lingue, insomma è abbastanza vasto. Sì. Quindi adesso oggi abbiamo proprio fatto un primo antipasto. Sì. Ecco, mi raccomando, allora grazie davvero, avete visto cari ascoltatori che i giovani sono veramente, questo è un esempio che avevamo di fronte, ecco, non so quanti ci sono come lui, poi naturalmente ci sono mille sfumature, sono interessati a portare avanti questo aspetto di quella che io chiamo cultura popolare, ma non travisatevi, non è una cultura di serie B, è una cultura di serie A, perché nasce dal cuore della gente, del pueblo, di tutto il mondo. Naturalmente noi vediamo le cose dal punto di vista di dove siamo in questo momento, la Lombardia, che tu conosci molto bene, essendo lombardo, no? Mi sembra, di nascita e di crescita, però ovviamente l'abbraccio è universale. Un grazie infinito, Brian, siamo davvero alla fine. A voi un saluto. Scusa, la mia battuta finale è Venezia risorga Venezia, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore